5 milioni di euro subito disponibili per venire incontro alle prime necessità delle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo fra Versa di Romanse e Brazzano. Interventi stanziati nel corso della riunione di giunta regionale su proposta dell'assessore alla protezione civile Riccardi, riguardanti gli oneri per gli affitti delle persone che non possono ancora rientrare nelle loro case, le ristrutturazioni delle abitazioni invase dal fango e i contributi per gli autoveicoli danneggiati o distrutti. Siamo già intervenuti anticipatamente rispetto alla legge di bilancio con un primo stanziamento per riuscire ad intervenire immediatamente, almeno con le prime necessità. Oggi l'assessore Riccardi ha portato una delibera di 5 milioni di euro che va a dare contributi per chi non può tornare nel proprio alloggio, quindi un contributo per l'affitto che va da 400 a 700 euro al mese con un aumento di 200 euro al mese sempre per gli over 65, diamo i contributi fino a 10.000 euro per l'autoveicolo, sia per l'acquisto sia di un nuovo autoveicolo sia per i danni e quindi la messa a posto di quello danneggiato. Diamo i contributi per rimettere a posto diciamo, il proprio immobile, dalle cucine ai bagni a ovviamente anche le necessità interne, che va da 15.000 a 5.000 euro rispetto alle diverse tipologie e anche per i condomini fino a 20.000 euro. Quindi un importante primo intervento che ovviamente non è esaustivo, nella legge di bilancio metteremo ulteriori risorse, ma che anticipa anche la dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale che abbiamo richiesto.